L'Evangelista Luca racconta, oltre alla vocazione e missione dei 12, anche la vocazione e la missione di un altro gruppo di discepoli, i 72. I codici antichi sono incerti nella precisazione del numero, alcuni hanno 70, altri 72. È un numero simbolico che richiama il capitolo 10 della Genesi, chiamata la tavola dei popoli. E in alcuni testi sono elencati 70 popoli, in altri 72 popoli. Quindi i 72 discepoli di cui parla l'Evangelista Luca sono in qualche modo i rappresentanti di tutti i popoli della terra. Sono tutti i discepoli che lungo la storia, in ogni latitudine della terra, saranno chiamati e mandati da Gesù a continuare la sua opera di evangelizzazione. Nella 14ª domenica del tempo ordinario ci è proposto dal capitolo 10 questo racconto della missione dei 72. Gesù li manda avanti a sé ad annunciare la presenza del regno di Dio, con gli stessi atteggiamenti di debolezza e di urgenza che ha affidato ai 12. Come agnelli in mezzo ai lupi, come Cristo che è l'agnello. I suoi discepoli sono mandati a persone che possono rivelarsi anche bestie feroci e aggressive. Non diventando violenti e aggressivi compiranno la loro opera, ma con una testimonianza di pace, di disponibilità benevola, come portatori della pace messianica. L'annuncio è positivo, è vicino a voi il regno di Dio. Dio, che è il Re dell'universo, si è fatto vicino a voi. I discepoli hanno il compito di far sentire questa vicinanza del Signore che vive e regna. Quando ritornano, i 72 sono entusiasti e dicono a Gesù: è proprio vero quello che hai detto, ma pensa che anche i demoni si sottomettono al nostro potere. Quando noi invochiamo il tuo nome, loro cedono. I discepoli di Gesù, con il suo nome, vincono le forze del male e sono contenti di questa vittoria. Ma Gesù non li ammonisce, ma li aiuta a comprendere che c'è un'altra gioia più grande. Vi ho dato il potere di camminare su serpenti e scorpioni, simboli diabolici, forza del male. Vi ho dato io il potere di dominare tutte le forme del male. Ma voi rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel cielo, perché siete conosciuti dal Padre, perché il Padre vostro sa di voi, di quali cose avete bisogno, conosce la vostra persona e la vostra condizione. Questo sapere di essere conosciuti e amati sia la vostra gioia. Non ponete la gioia nei risultati delle vostre attività pastorali. Siate contenti della relazione forte che vi lega al Signore. Per commentare questa pagina evangelica, la liturgia ci propone come prima lettura un brano dell'ultimo capitolo del profeta Isaia. Un testo
che appartiene a quello che chiamano il terzo Isaia, cioè la terza parte del suo rotolo, una grande antologia che comprende passi diversi. Questo capitolo 66 ha dei brani anche apocalittici, cioè che rivelano il progetto di Dio. E la nota dominante del brano proposto come prima lettura è l'invito alla gioia. Rallegratevi, esultate, sfavillatevi gioia. Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Qual è il motivo di questa contentezza che il profeta propone al suo popolo? Perché il Signore fa scorrere come un fiume la pace. I missionari di Gesù sono portatori della pace. Dovunque entrano dicono pace a questa casa. Ma non è solo una frase fatta, non è una formula rituale. I missionari di Gesù sono portatori della pace messianica, dicono e fanno, realizzano quella pace del Messia. Come dei bambini allattati e portati in braccio, accarezzati sulle ginocchia. Non tanto noi come attori di una opera di consolazione, quanto consolati dalla presenza del Signore. Il Signore ci allatta come una madre che consola il bambino, che lo accoglie, lo abbraccia. Immaginate una scena deliziosa del bambino che ha qualche sofferenza, qualche paura, qualche tristezza e corre a lanciarsi in braccio alla mamma. E la mamma lo stringe a sé, lo consola, gli dà forza, gli dà coraggio, lo rassicura, lo accarezza e il bambino ritrova la propria energia perché è accolto benevolmente. Così capiterà a voi. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò, promette il Signore. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Rallegratevi perché il Signore è la vostra consolazione, Egli è la vostra pace. Avendo accolto da Lui questa grandezza di vita, possiamo comunicarla agli altri. Ma la soddisfazione della nostra vita non viene da quel che facciamo, ma dall'essere in comunione con il Signore. Il Salmo 65 insiste su questo tema dell'annuncio. Acclamate Dio voi tutti della terra. È un inno di tipo universalista che ribadisce l'importanza di far conoscere a tutti i popoli quello che il Signore ha fatto per noi. Il senso della missione cristiana sta proprio nel comunicare ad altri l'esperienza di salvezza che noi stessi abbiamo già vissuto. È quello che ha fatto l'Apostolo Paolo. Nella lettera ai Galati, che abbiamo seguito da diverse domeniche, egli dà conferma di questa sua esperienza, difende il proprio Vangelo con argomenti personali, con argomenti dottrinali e nel finale dice che non c'è altro vanto per lui fuori della croce di Cristo. La sua fierezza, il suo vanto non sta in tutte le azioni che egli ha compiuto, e ne ha fatte. Lui è stato un grande missionario, un apostolo, un pastore della Chiesa, ma non si vanta di quello che ha fatto, si vanta dell'amore che ha ricevuto. La croce di Cristo è il segno di un amore grande. Per mezzo di questo amore, il mondo per me è stato crocifisso. Il mondo non c'è più, non conta più. Le attrattive del mondo sono finite. Io sono finito per il mondo.
Non conta la circoncisione o la non circoncisione, i riti, queste presunzioni di appartenenza non hanno valore. L'unica cosa che conta è essere nuova creatura. Ma per essere nuova creatura bisogna accogliere il Signore Gesù e lasciarsi trasformare, lasciarci abbracciare da Lui, lasciarci consolare, lasciarci guidare, lasciarci invadere dalla sua pace. Allora siamo nuova creatura, allora c'è pace e misericordia su di noi. Questa esperienza forte dell'Apostolo è la nostra esperienza. Abbiamo ricevuto misericordia. Siamo stati amati in un modo straordinario e la croce lo dimostra. Questa è la nostra forza, è la nostra consolazione, è la gioia della nostra vita e la forza di annunciare ad altri il regno di Dio è vicino.